Cosa c'è? Visionaire. Cosa? Visionaire. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Visionaire. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. I Guardiani della Galassia blockbuster Marvel, che sta sbancando ai botteghini di tutto il mondo, debutterà in anteprima italiana fuori concorso ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela dedicata al pubblico più giovane del Festival Internazionale del Film di Roma, in programma dal 16 al 25 ottobre. Tra le anteprime più attese, sempre fuori gara, c'è anche Doraemon, il film, trasposizione in 3D del manga e del cartone animato cult sull'inarrestabile gatto robot blu. A proposito di festival, è la spettacolarità l'elemento che caratterizza la 33esima edizione delle Giornate del Cinema Muto, in programma a Pordenone dal 4 all'11 ottobre. Protagonisti della rassegna principale saranno i Barrymore, la più grande dinastia dello spettacolo d'America, attiva sulle scene dall'Ottocento ai giorni nostri con Drew Barrymore. Ma veniamo ai nuovi progetti. Pare che nel futuro di Kurt Russell ci sia più di un western. Ieri vi accennavo ad una sua possibile partecipazione nel nuovo film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, e oggi si parla di lui per Bone Tomahawk, un progetto che segna l'esordio nella regia dello sceneggiatore S. Craig Zahler e che dovrebbe entrare presto in produzione. Il film racconterà la storia di 4 uomini che tentano di liberare un gruppo di prigionieri catturati da un branco di cannibali. Intanto Liam Neeson apparirà in Ted 2, non si sa ancora se avrà un vero e proprio ruolo o se apparirà nel film con un cameo. Lo ha annunciato con un tweet lo stesso regista, autore e voce dell'Orsacchiotto Sboccato, ovvero Seth MacFarlane. L'uscita del film è fissata per il 10 luglio 2015. Chiudiamo con un appuntamento tra cinema e teatro, perché l'ultimo film di Peter Greenaway, Goltzius and the Pelican Company, arriva a teatro. Dal 30 settembre infatti la pellicola sarà proposta al CRT Teatro dell'Arte di Milano, per poi passare al Bellini di Napoli e al Teatro Argentina di Roma. In seguito sarà poi disponibile per le sale cinematografiche d'Essè. Greenaway sarà a Milano per presentare il film. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Visionaire. A presto e buon cinema a tutti!